Allora, amici bellini, subito, conferenza, perché non si può perdere tempo. Il Napoli l'ha fatta dal vivo sul suo canale, rompo incredibile, cominciamo. Allora, dai, Rosa Calvi, benvenuta, benvenuti tutti i nuovi iscritti, quelli che sono capitati oggi per caso, quelli che sono iscritti ieri, quelli che si iscriveranno domani e quelli che lasciano i like. Peccato che durante le conferenze dal vivo il canale ufficiale del Napoli hanno raggiunto tipo 250 like. Voi dovete superare i 250 like perché noi siamo abituati. C'è stato un picco di 1600 collegati contemporaneamente, pochini, ma siamo contenti che il Napoli l'abbia postata dal vivo, così magari cresce il numero, perché 260.000 per una squadra che è quarti di finale di Champions League non è possibile. Dai Napoli che puoi crescere. Juan Jesus batte Juan, ribaltare come si è fatto col Barcellona, con la Roma, eccetera eccetera. Juan Jesus è mentalizzato, Juan Jesus è leader, Juan Jesus è maturo e Juan Jesus è anche coraggioso in certe dichiarazioni. Non parla calcese, la dice come la pensa e ci piace, e dice chiaramente, io sì, ribaltare questo risultato qua, ma ho ribaltato anche cose più difficili, e cita quindi quella famosa partita con la Roma, col Barcellona. E quindi quando gli si chiede un Napoli più impetuoso o più consapevole, lui dice consapevole di quello. Bambini e bambini che gridano, fatemi chiudere qua perché si sentono lo stesso, ma non ci possiamo fare niente. Noi siamo pronti anche con un Abrabam tattico meglio. Sì. Allora, prima ovviamente Juan Jesus e poi le parole del mister. Il mister ha fatto, poi voi mi dite la vostra formazione perché ci sono un paio di dubbi classici, però il mister ha fatto un paio di passaggi secondo me fondamentali, nuovi, è riuscito a darmi delle belle sensazioni in conferenza. Gli appelli, la tifoseria tutti a posto. Juan Jesus toglie tutto da mezzo, non servono appelli, serve che noi facciamo la nostra partita, il pubblico ci spinge, va bene, ma se noi giochiamo bene il pubblico ci spinge, la solita cosa che chi deve partire, l'uovo o la gallina prima, e ci ricorda quanto di bello si è fatto contro la Juventus, a casa nostra, quella vittoria incredibile, tutti insieme, giocatori convinti e tifosi che spingono benissimo. Provocazioni, rispetto alle provocazioni del Milan, qua perché la classica, la grandissima, la grandiosa Claudia Vivenzio sa quello che ci interessa. Siete pronti anche per quello, non accettare le provocazioni perché loro l'hanno impostata in questo modo. E Juan Jesus dice dobbiamo essere più svegli, dobbiamo essere più furbi e dobbiamo poi giocare a calcio, perché nel nostro DNA c'è il prendere il pallone e giocare a calcio, però essere più svegli e più furbi, e questo discorso lo riprenderà anche Spalletti poi dopo, molto importante, perché ragazzi le stiamo rivedendo tutte le immagini di Teo che allucca su Lozano, le varie aggressioni agli arbitri come al solito, l'arbitro che da una parte non ci sente e dall'altra ci sentiva fin troppo bene. Veramente dobbiamo fare una partita, anche una doppia partita sotto questo punto di vista. Loro hanno un attacco forte, non c'è dubbio, però se abbiamo palla noi, dice Juan Jesus, lo dobbiamo subire di meno questo attacco forte. Kim, per esempio, devi sostituire Kim, come giocherai a posto di Kim? Se gioco, dice Juan Jesus, ma gioca, ne sono convinto. Dice Kim è un grande, ma io non sono da meno. Juan Jesus sono due palle così enormi, io non sono da meno, io ho le mie caratteristiche, io dovrò fare quello che devo fare, è quello che so fare. La città di Napoli sembra il Brasile, mi sento a casa. Il ritorno di Osia sarà importante perché ha quella fame, ha quella grinta. Chi temi di più? Di solito si dice sempre sono tutti forti, non voglio fare un nome, lui dice Leao perché sta in grande forma Leao, ti può scappare in contropiede, c'ha quella velocità e quindi temo Leao. State d'accordo su Leao, è giusto. Legami a Roma, o legami a Milano, perché da tutte le parti, però io sono stato 5 anni da una parte, 5 anni dall'altra, adesso facciamo 2 più 2 e quindi ho legami anche a Napoli, mi sento a casa, non ha importanza. E la vignetta, perché quello è uno, Juan Jesus che sta molto sui social, è attento ed è simpatico sui social, la vignetta sarà una sorpresa se ci sarà da fare la vignetta. Mancano ancora delle righe da scrivere per completare il libro, dice Juan, quindi sì, la festa che ci sarà per l'eventuale
diciamo eventuale scudetto, perché sono uscite nuove tabelle con la Lazio che vince tutte le partite e noi battiamo solamente la Sampdoria. Va bene anche così. E quindi mancano poche righe da scrivere per completare il libro. Molto bene. Poi si passa a Spalletti. Qualcosa di nuovo? Avete preparato qualcosa di nuovo? Spalletti dice: più che altro abbiamo lavorato di più e meglio su dei dettagli, perché dopo averle incontrate a breve giro più volte, adesso non devi più pensare ipoteticamente a quello che fa una squadra contro altre squadre, l'hai visto nello specifico, nella pratica, contro di te, e quindi hai più dettagli su cui lavorare. Per esempio gli accorgimenti sulle ripartenze, che hanno visto che sono letali, e quindi staremo più attenti, l'equilibrio. E poi una delle prime risposte proprio fondamentali di Spalletti: io sono felice solo se passiamo il turno. Allora qua si fermano gli orologi, si lasciano i like e ci si iscrive al canale. Basta con quella storia, siamo usciti a testa altissima. Quante volte lo dobbiamo leggere? Il Napoli esce a testa alta, il Napoli perde ma a testa alta fuori dall'Europa, 12 punti, o l'arbitro ci ha penalizzato, di Nipro, eccetera eccetera. Spalletti ci dice: io sarò felice se passiamo il turno. Non voglio sentire quella solita cosa, e non l'abbiamo sentita, fare una grande prestazione, perché a noi ci interessa soprattutto fare una grande prestazione, poi il risultato quello che cade. Stavolta bisogna passare il turno. Bravo Spalletti. Quindi basta con la testa alta, a testa bassa, pedalare con la mano sul manubrio e andare avanti. Partire in svantaggio cambia qualcosa? Spalletti dice: noi giochiamo a calcio, cambia fondamentalmente poco, perché alla fine sempre, anche se fossi partito, questo lo aggiungo io, da 0-0, sempre a calcio avresti giocato. Anche se fossi partito da 1-0 per il Napoli, sempre a calcio dovevi giocare, perché il Napoli non sa fare quel tipo di gioco sparagnino, speculativo, dove aspetti e poi fai la pallata. Non è questo che sappiamo fare noi. Anche con Osimhen non è che noi aspettiamo e lo lanciamo lungo alla benemerita, no. Si deve fare ciò che si gioca a pallone, perché così sappiamo giocare. I titolari dai 60 e i titolari dai 30 possono diventare i titolari dai 60 e gli altri titolari dai 60, perché questa partita potrebbe anche arrivare sul lungo dei supplementari e gli eventuali rigori. Sì, siamo preparati, abbiamo preparato tutto, abbiamo pensato a qualsiasi evenienza, compresi quelli dei rigori. E poi sui rigori lui ci dice: noi facciamo una lista mettendo quelli più bravi prima. Questa è un'altra cosa che di solito può portare a delle opinioni diverse. Ti mantieni il più forte per gli ultimi rigori decisivi, così. E invece Spalletti dice: no, se io sono d'accordo con lui, mettili subito quelli che credi che siano più forti sul calcio di rigore, perché molto spesso arriva che quelli là meno forti magari lo sbagliano e quello più forte non arriva proprio a tirare perché hai sbagliato prima e te lo sei giocato. Quindi i più forti subito, ma sappiamo che la lotteria dei rigori è una cosa che io non ci arrivo proprio fisicamente. Se ci arriviamo là, speriamo proprio di no. L'esperienza, ci è mancata l'esperienza, altro passaggio fondamentale di Spalletti. Lui dice: noi un po' di esperienza l'abbiamo fatta in questo percorso di Champions con le avversarie che abbiamo affrontato, non le cita ma ce le possiamo ricordare. Andare a giocare a Liverpool, andare a giocare con l'Ajax, con i Rangers, che hanno comunque una grande storia, il Francoforte, e si fa esperienza sotto questo punto di vista questi giocatori. Forse a livello di club, se parli di esperienza a livello di club, se parli di blasone, di quella importanza lì che poi si sente in termini di anche di influenza su magari qualche arbitraggio, lì qualcosa abbiamo pagato. Spalletti io non le mando a dire, è importantissimo essere chiari anche con l'ambiente. Sono contentissimo. La furbizia, gli si chiede della furbizia di cui ha parlato Juan Jesus, e Spalletti ce lo ricorda benissimo. Per esempio, un po' di furbizia potrebbe essere: se ti sta passando Brahim Diaz, tu gli devi far fare fallo, devi andare a contrasto. Questa manina che io vi ho fatto vedere negli screenshot, non l'ho toccato, toccalo e cerca di non farla proprio ripartire. Questi accorgimenti sulle ripartenze sono proprio questi: non farli arrivare oltre la metà campo, che poi diventano deleteri a spazio a campo aperto. Fagli un fallo e spendilo. Un fallo può essere anche un cartellino già, tanto ce li danno lo stesso i cartellini gialli anche quando non fai fallo. A quel punto lo fermi. All'andata c'è stato un po' di dominio del Napoli, poi alcune
parti in cui non c'è stato il dominio. Spalletti risponde che noi abbiamo quel DNA, la squadra è stata costruita così per avere il pallone e giocare, bisogna però fare tutto, non si può pensare solo di fare una partita di possesso, non devi per esempio arrivare in ritardo nelle pressioni ultra offensive. Leggasi Mario Rui che se stai addosso a Brahim Diaz benissimo e quindi lo segui, però se non ci stai e arrivi in ritardo devi un po' temporeggiare. Quindi Spalletti si guarda i video e lascia i like. Quanto cambia senza Anguissa e Kim e poi con Osimhen? Lui dice abbiamo una rosa di giocatori, non dobbiamo pensare solamente agli 11 che hanno giocato di più, quindi abbiamo una rosa. La rosa significa anche gli allenamenti. Questo è un discorso che adesso tornerà anche per quanto riguarda la formazione che possiamo impostare, perché gli allenamenti sono importanti. Se tu c'hai di fronte dei comprimari, dei non titolari più scarsi, non è nemmeno allenante allenarti con quelli là, quindi devono giocare bene anche in allenamento quelli che poi non giocano per avere gli 11 titolari in grandissima forma. E poi Spalletti dice se voglio essere un po' pignolo vi ricordo anche che avendone avuti io pochissimi di giocatori quando sono partiti per i mondiali era difficile anche prepararsi poi alle partite perché ne avevi pochi. È più facile in teoria e secondo me anche in pratica prepararsi anche senza giocatori a una partita di attesa, perché se tu fai la partita di attesa e poi fai la pallata è più facile. Invece se tu fai una partita di dominio dove c'hai il pallone, dove devi tenere tutti gli equilibri, le distanze e devi sapere che nella fase di transizione negativa quando loro riprendono la palla ci sono delle distanze, uno deve andare, uno deve scappare, uno deve farsi vedere, è chiaro che hai bisogno di più allenamenti, no? Per riprendere questa abitudine a queste cose con i comprimari giusti, perché onestamente se ti viene addosso uno della primavera e te lo fai, ma se ti viene addosso un Olivera che magari sta nella squadra delle riserve e sta allenando un Di Lorenzo o un Lozano o un Politano, è diversa la situazione, no? E penso proprio di sì. E quindi ci dice che JJ è pronto. Poi dice subito un Ndombele, se fosse lui poi scelto, e io credo che a questo punto sarà lui. Mentre su Elmas lui dice è un po' più offensivo, però lui ci mette del suo nella partita, nella famosa scatola della partita, e fa anche quel lavoro sporco che deve fare. Ma credo che la risolveremo la questione di Ndombele. Quindi JJ e Ndombele al posto di Kim e Anguissa. Con Osi ovviamente guadagni qualcosa rispetto a quello che perdi con Kim e Anguissa, perché ti puoi anche giocare un 1 contro 1 dove l'1 contro 1 Politano contro Teo probabilmente non si risolve alla grande, Politano si deve fermare, Osi va, se c'è l'1 contro 1 contro Tomori Osi va, l'1 contro 1 contro Kier Osi va e continuerà ad andare e con più fiducia i compagni lo vanno ad accompagnare. Quindi se capiteranno queste cose, avere Osi rispetto a un Raspadori, rispetto anche a un Simeone, ma rispetto a un Elmas o chiunque ci metti al posto suo, è chiaro che deve essere un vantaggio. Gli si chiede di Ostigard, che è un grande professionista, ci ripete le solite cose, che il colpo di testa è top, che però nella costruzione deve ancora migliorare e anche nel campo aperto. Difendere a campo aperto quando hai molto campo alle tue spalle è una cosa che devi studiare, che non si fa, anche se sei veloce, è una questione di postura, una questione di sapere quando attaccare, quanto temporeggiare, non è facile fare. Il Napoli si può dire che è già nella storia, per quello che ha fatto, per quello che ha dimostrato, per la grande stagione. Non lo so, dice Spalletti, e qua ancora più bello, perché Spalletti vi ricordate, cara community, ti ricordi che Spalletti disse che sono rimasti nella storia anche per esempio Sarri, anche se non aveva vinto siamo rimasti già nella storia. Cambiata la percezione di Spalletti, adesso bisogna vincere, adesso bisogna completare il discorso in campionato e passare questo turno per stare veramente nella storia, perché non rischiamo niente, dice Spalletti domani, perché tu non è che devi andare a difendere quello che hai fatto finora, tu devi andare avanti, hai ancora la possibilità di scriverla sul serio la storia. Storico essere arrivati ai quarti? Certamente sì, ma non sarebbe ancora più storico battere il Milan, ribaltare questa situazione e arrivare in semifinale? Quindi vogliamo vincere domani, è l'unica cosa che vogliamo. Gli si chiede poi un confronto tra Leao e Osimhen, fa un po' le caratteristiche, ma sarebbe meglio averli tutti e due. Allora, signori e signore, io metto Meret in porta, poi se voi volete metterci Gollini mettetecelo, ma questa è la situazione. Berezinski, perché è arrivato il momento di Berezinski e gli mettiamo anche la fascia di capitano. Kim non c'è, Rachmani
Qua ci mettiamo Juan Jesus perché si è allenato, ha ritrovato un po' di distanze, si è allenato con il Verona e serve la sua esperienza, Juan Jesus, e anche la sua velocità rispetto, e un po' più di esperienza, infatti avere una spazio alle spalle. Qua, primo dubbio, Mario Rui Oliveira. Io ci metto Mario Rui per una serie di motivi. Ovviamente Oliveira ci può stare per un'altra serie di motivi, per la fisicità, perché Mario Rui non è stato protagonista di grandi partite contro Brahim Diaz, per lo stesso motivo potrebbe essere molto mentalizzato per fare una partita alla grande, perché è uno di quelli che la cazzima ce l'ha e che non si fa intimorire, perché è uno di quelli che ha la qualità, perché tu vuoi fare la partita e quindi anche la qualità di qualche lancio verso Osi, la qualità di qualche cross anche quando non riesci ad arrivare al fondo. Il cross da qui di Mario Rui è più pericoloso di quello di Oliveira non arriva proprio a farlo. Contemporaneamente capisco quelli che dicono Oliveira per avere un po' di più di fisicità, però potrebbe anche soffrire Oliveira uno scatto in velocità alle spalle di Brahim Diaz, quindi io propendo per Mario Rui, che ha anche riposato, quindi nella logica delle cose. Un altro che ha riposato è Lobotka e non c'è dubbio, Anghissà non c'è, e qua ci mettiamo Ndombele. Non lo abbiamo visto col Verona, è vero, ma perché era squalificato. Voglio conservarmi Elmas come un giocatore che ti può cambiare la partita dove poi ti serve, perché lo puoi mettere al posto di Kvara, lo puoi mettere al posto di Politano Lozano, lo puoi mettere anche al posto di Osimhen, lo puoi mettere al posto di Zielinski, lo puoi mettere al posto di Ndombele, e aiuterebbe anche Lobotka in fase di costruzione. Quindi ti tieni Elmas come jolly e non lo fai partire, anche per le parole che ha detto Spalletti. Zielinski lo abbiamo confermato perché ha riposato un pochino, lo stesso si dica per Kvara, lo stesso si dica per Osimhen, che a questo punto abbiamo il dubbio, ce l'hai 90 minuti, cominciamo con Osimhen, un po' come Spalletti ha detto, mettiamo i più bravi prima sui calci di rigore, altrimenti se poi magari non riesci a fare niente e magari vai pure in svantaggio, che metti Osimhen alla fine potrebbe non aver senso. Quindi cominciare con Osimhen, e qua abbiamo il dubbio Politano Lozano, e veramente ce l'ho il dubbio Politano Lozano, anzi lo scrivo così, Lozano Politano, perché? Perché è presto detto, Lozano è uscito un po' prima, quindi si è riposato, quindi se Spalletti aveva un'idea, avere Lozano un pochino più fresco. Lozano ha fatto un buon lavoro su Teo di copertura, Lozano pure statisticamente prima o poi una partita l'ha agarrato, dove ritorna il Lozano che conosciamo, è più attaccante, il Napoli deve segnare, non deve solo difendersi, perché altrimenti 1-0 finisce 0-0, usciamo. Contemporaneamente io vi dico che Politano ha la possibilità di questa pallata, se riceve palla verticale da Di Lorenzo rasoterra, ha la possibilità con il sinistro di fare il lancio veloce su Osimhen, quindi io sono d'accordo con entrambe le possibili scelte. Su Mario Rui propendo su Mario Rui, ma qua veramente non ve lo so risolvere il dubbio, me lo potete dire voi nei commenti. Per il resto questa è la formazione anti-Milan, stadio infuocato, vediamo belle coreografie, divertiamoci, godiamocela, perché queste sono partite storiche, perché si potrebbe fare veramente la storia, e perché questi sono i momenti più belli del calcio. Un po' di ansietta che ti viene il giorno prima, tutta la mattina non vali 2 soldi perché non vedi l'ora che comincia la partita, poi il pallone comincia a scorrere e vedi la tua squadra, magari la vedi bene come l'abbiamo vista all'andata, perché anche all'andata di Champions il Napoli ha giocato bene, poi le cose non sono andate bene per troppi motivi che non vale la pena recuperarli, però magari questa volta, che ne sai, si può anche fare il contrario. Da New York, Valerio Fluido è tutto, iscrivetevi al canale, lasciate i like finali, che domani Mamro Karma. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli, dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.